Fanno male, ma fanno così. Allora, il Ministro per lo Sviluppo Economico Claudio Scajola è intervenuto a proposito delle escavazioni in Alto Adriatico dichiarando qui sotto c'è un giacimento pari a un valore di 100 miliardi di euro che sarebbero capaci, in grado di risolvere i problemi del bilancio dello Stato. Allora, ipotesi delle escavazioni in Alto Adriatico per trovare questi giacimenti, pericolo di subsidenza. I giacimenti li hanno già trovati. No, per trovarli, per sfruttarli, diciamo, per sfruttarli, per trovarli, cioè per arrivare fino ai giacimenti e sfruttarli ovviamente. Il pericolo è un pericolo molto grave di subsidenza per una vasta zona di territorio, significa pericolo per Venezia, pericolo per tutta la zona diciamo del litorale dell'Alto Adriatico. Lei su questo tema ha detto no, fermi qua, io difendo il Veneto e difendo le nostre coste. Per dire la verità ho fatto anche qualche cosa in più, ho fatto votare da una maggioranza di centrodestra una legge che impedisce l'estrazione di gas a nord del 45° parallelo, quindi nelle nostre coste. Quella è stata votata ed è legge dello Stato, attualmente è vietato procedere a scavazioni e estrazione di gas. Dopodiché Scajola lo vuole fare, Prodi lo voleva fare, Leni l'ha sempre voluto fare. E io rispondo con molta pacatezza. Uno, prima ci devono assicurare scientificamente che non c'è alcun pericolo di subsidenza. Ce lo devono dimostrare. Però ce lo devono mettere per iscritto? No, e poi molto di più che mettere per iscritto, iscritto, molto di più, molto di più che mettere per iscritto. Anche il Vajont l'hanno messo per iscritto. Secondo, ho fatto un altro ragionamento molto semplice, 30 miliardi di metri cubi di gas, che è quello che c'è sotto, equivalgono a 5 anni di prolungamento della concessione al terminal gasifero. Tutto qua. Perché bisogna scavare? Facciamo un altro paio di terminal gasiferi e prendiamo il gas da altre regioni. Questo ha detto Scajola.